Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women walk, being kicked around since I was. Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Shogun 2 Total War. Oggi ci ritroviamo all'interno di una nuova parte della campagna. Come potete vedere ci ritroviamo in autunno e quindi i nostri raccolti non si ritrovano nel momento migliore. Abbiamo un meno 10% alla ricchezza generata dalle fattorie di tutte le province per ben 6 turni. Intanto all'interno di questa nostra provincia di Mino sta per scoppiare una ribellione. Potete vedere che i cittadini sono arrabbiatissimi perché non hanno più il loro Pinocchio in città e quindi non possono più giocare con lui, e quindi gli inviamo ben 5 unità per far sta zitti questi stronzoni, e vediamo un po' di analizzare l'esercito del nostro caro Norman Martin. Il nostro caro Norman Martin adesso si ritroverà pronto per attaccare la provincia di Yamashiro, che appartiene ai Tottori, mentre la cittadina di Yomi, ragazzi, è stata appena conquistata dai Nagoya, che ci hanno rubato la città, maledizione. Intanto prendiamo la nostra cara Margot e mandiamola avanti, vediamo che cosa si ritrova all'interno della cittadina di Yamashiro. Non si ritrova un bel niente, possiamo solo distrarre la guarnigione, però la nostra geisha sarà fondamentale per distrarre le guarnigioni che arriveranno, in modo tale da lasciare scoperta la città senza alcuna unità. Bene, intanto prendiamo il nostro caro Pinocchio e mandiamolo vicino all'esercito del nostro Norman per trasferire lui e la sua guardia del corpo insieme ad alcune unità di cavalleria per rinfoltire il nostro esercito e mandarlo direttamente all'attacco verso la nostra cittadina di Yamashiro. Ovviamente i nostri Nagoya ci faranno passare perché sono nostri alleati da diversi anni, e invece l'esercito del nostro caro amico corrotto, il figlio del daimyo, possiamo far seguire l'esercito del nostro caro Pinocchio per usare una sorta di rinforzo nelle battaglie, poiché disponiamo di 2 ben cannoni Parrot. Intanto con le nostre 2 unità di fanteria di leva andiamo in circospezione del territorio di Wasakasa, questo territorio che appartiene ancora ai Guchochiman. Guardate un po' che nomi strani, che praticamente si affaccia sulla baia di Wakasaka, e avanzeremo per vedere un po' che cosa si ritrova all'interno. Allora abbiamo ben 7850 monete. Allora nella città di Mino ancora manca un'unità, e allora questa unità la reclutiamo immediatamente per evitare alcuni scontenti. Allora vediamo un po' cosa sta succedendo. Bene, guardiamo la nostra penisola di Izu, ritroviamo una bella unità, anzi 2 belle unità navali da mandare all'interno della nostra flotta principale, dopo che sono state distrutte in battaglia, dopo aver vinto davvero a caro prezzo, per proteggere la nostra flotta, perché qua ritroviamo i Saga che stanno rompendo un po' le scatole qua vicino, e quindi, come potete ben vedere, all'interno del nostro porto commerciale manca un turno alla costruzione del nostro distretto commerciale francese, che porterà sia la marina che la corazzata classe Ocean, che ovviamente occorrerà davvero molto tempo e anche molti soldi per la costruzione di questa magnifica nave. Allora intanto questo nuovo porto porterà delle ricchezze all'interno della nostra città, e mentre che attendiamo dentro la cittadina di Totomi, anzi no, dentro la cittadina di Mikawa, vediamo se possiamo migliorare le nostre infrastrutture. Costruiamo una bella cittadina in modo da sbloccare un nuovo slot, e ovviamente costruiamo anche l'agricoltura di mercato per migliorare il tutto. In questo nuovo slot ragazzi costruiremo il luogo di reclutamento del nostro Metsuge, o come si chiama all'interno di questo nuovo shogun. Adesso lo vedremo perché ancora non l'abbiamo analizzato per bene. Allora innanzitutto abbiamo impostato la nostra campagna di conquista e vediamo un po' che cosa accadrà nei mesi successivi autunnali. Intanto stiamo gestendo la nostra situazione in maniera davvero lodevole, infatti disponiamo di tantissimi eserciti sparsi nelle province e riusciamo anzi a ottenere diverse monete in su, quindi il nostro bilancio si ritrova davvero in positivo, riusciamo anche a guadagnare molto per migliorare le nostre infrastrutture. Intanto aspettiamo il nostro turno successivo e vediamo anche le mosse dei nostri avversari. Benissimo ragazzi, siamo riusciti a riscoprire, anzi a scoprire una tecnologia. Come potete ben vedere, le accademie private sono state appena scoperte, quindi abbiamo più un punto all'interno dei nostri generali per quanto riguarda la loro realtà, e adesso i nostri cari ricercatori si stanno specializzando verso il Kokutai, ovvero aumenta la diffusione dell'influenza, più 1 all'onore e più 1 alla lealtà di tutti i generali. Wow! Quindi per me la lealtà dei generali per adesso può andare più che bene, e io direi di specializzarci più su una tecnologia militare. Quindi per quanto riguarda
la nostra tecnologia militare. Come potete ben vedere siamo riusciti a scoprire fucili moderni, siamo riusciti a scoprire l'esercito moderno, quindi siamo riusciti ad avere un vero e proprio esercito, cioè non più composto da contadini di leva, e adesso ricerchiamo il nostro fronte inginocchiato in modo tale da riuscire a sparare con le unità anche che si ritrovano nel retro delle nostre file e quindi ottenere un vantaggio in battaglia. Per quanto riguarda il nostro distretto commerciale francese, è stato appena edificato e come potete ben vedere disponiamo anche delle unità nuove, se così possiamo dire, ovvero la nostra classe Ocean, la corazzata classe Ocean, che come potete ben vedere dispone di uno scafo corazzato a differenza di tutti gli altri scafi che si ritrovano in legno, e costa ben 9720 monetine al nostro caro Shogun, e già ne ho commissionata una. Come potete ben vedere ci sono ancora 2 mesetti di attesa prima della costruzione di questa nostra corazzata. Però un fattore molto importante di questo nostro distretto commerciale francese è l'arruolamento della nostra fanteria di marina. La fanteria di marina, ragazzi, è stata appena reclutata e verrà utilizzata come fonte di supporto all'interno delle nostre campagne militari a ovest, e ovviamente per trasferire tutte queste unità invieremo una bella pattuglia al di sopra di un nostro treno. Intanto diamo un'occhiata, possiamo far fuoriuscire ben 4 unità dalla nostra cittadina per non far ribellare i cittadini, e li trasferiremo direttamente all'interno della provincia di Mino. Perfetto, salite sul bel trenino, fate il biglietto ed ecco qua le nostre unità appena arrivate che possono immediatamente iniziare a avanzare per cercare di aiutare le nostre unità che si ritrovano un po' più lontano dalla base, come possiamo dire, dal campo di raccolta. Bene, allora, come potete ben vedere siamo di fronte alla nostra cittadina di Yamashiro e possiamo prenderla facilmente con il nostro caro esercito comandato da Pinocchio e Norman, però possiamo ritrovare anche un bel esercitino dei Fukuyama che è abbastanza rinfoltito ed è stato appena distratto dalla nostra cara Gesha. Io direi di conquistare la città di Yamashiro in modo tale da metterci al sicuro all'interno. Guardate un po', ben 2000 uomini contro appena 600, possiamo risolverla automaticamente e abbiamo perso solo 2 unità, ragazzi, guardate un po', contro le 600 nemiche. E quindi, wow, che cos'è? È un nuovo filmato, vediamo un po' di cosa si tratta. La vittoria è riservata a coloro che sono pronti a pagarne il prezzo. Noi ne abbiamo pagato il prezzo e ora godiamo dei suoi frutti. L'imperatore e i suoi tirapiedi sono stati sconfitti. Che tutti salutino il potente Shogun. Come potete ben vedere, ragazzi, siamo riusciti a vincere la nostra campagna. A quanto pare dovevamo conquistare la nostra città prima del 1870 e quindi ecco il nostro messaggero che arriva con un bel messaggio: magnifico, abbiamo trionfato sulle avversità e unito il popolo giapponese, una nuova era di progresso e prosperità ci attende. Wow, possiamo chiudere e possiamo ritornare alla nostra vittoria e abbiamo il nostro resoconto di tutta la nostra campagna. Potete vedere che abbiamo conquistato tutto il nostro territorio in verde e ovviamente possiamo tornare al menu principale, ovvero continuare la nostra campagna. Beh, io direi, ragazzi, di continuare la nostra campagna fino all'anno stabilito, ovvero fino al 1870, e poi vedremo. Quindi io direi di continuare la nostra campagna fino al 1870, oppure fatemi sapere un po' voi che cosa ne pensate, se volete che continui la campagna, oppure vediamo un po' se riusciamo a trovare un altro clan abbastanza divertente all'interno dello Shogun per intraprendere quindi una nuova campagna. Comunque fatemi sapere le vostre opinioni, perché a quanto pare siamo riusciti a sbaragliare i nemici. Allora, continuiamo la nostra campagna, ragazzi, fino al 1870 e per adesso conquistiamo la nostra città con un bel saccheggio di 25.195 soldini. Perfetto, perché tanto disponiamo di tutte le unità, non si ribelleranno al nostro caro Pinocchio se non li prende a calci nel culo. Benissimo. Ripariamo le nostre infrastrutture e costruiamo anche qualche infrastruttura che
sia utile per rinfoltire la nostra guarnigione, quindi io direi una bella scuola dei cadetti è ottima. Miglioriamo anche l'agricoltura, anzi no ragazzi, costruiamo una bella stazione ferroviaria in modo da far arrivare direttamente le nostre unità di marina dalla nostra cittadina che affaccia sul mare. Bene, questa unità possiamo radunarla vicino alle mura in modo da evitare attacchi improvvisi, e con la nostra Gescia vediamo un po' se possiamo distrarre ancora l'esercito per qualche altro turno. Bene amica mia, distrazione esercito fallita, dannazione. Va bene, abbiamo speso queste poche monete e vediamo un po' che cosa possiamo fare all'interno delle nostre province. Allora, vediamo all'interno della città di Mino se possiamo creare un altro esercitino, vediamo un po' se possiamo mandarlo all'interno della provincia di qua a casa, e ovviamente queste unità di marina vediamo un po' se ci serviranno sul frontone ovest o sul frontone nord. Intanto andiamo a reclutare diverse unità di fanteria, anzi no, reclutiamo le unità di fanteria all'interno delle città dove le disponiamo più addestrate. Per esempio vediamo un po' all'interno della cittadina di Totomi, reclutiamole immediatamente. Vediamo dove le possiamo ritrovare. Scorri in basso, ecco l'unità di marina non possiamo reclutarla a causa, vediamo un po', impossibile reclutare un'unità, possiamo reclutare solo 3 unità all'interno della nostra campagna, perfetto. E allora reclutiamo qualche altra unità più imponente, vediamo qualche unità di kaki con katana, ovviamente anche qualche unità di fanteria di leva, visto che non disponiamo della nostra scuola dei cadetti, disponiamo della nostra scuola di artiglieria avanzata, però io direi di costruire una bella cittadina per aumentare e quindi costruire un nuovo slot. Intanto vediamo se possiamo costruire all'interno della città di Mikawa qualche altra infrastruttura, per esempio la tana dei criminali possiamo trasformarla nel nascondiglio degli Yakuza, quindi la nostra Skull Island diventerà il nascondiglio degli Yakuza, aumentando la nostra economia. Come potete vedere 5% agli introiti derivanti dal commercio, 900 alla ricchezza derivante dal commercio, più 1 al grado iniziale della Gescia reclutata in questa provincia, quindi saranno ben addestrate, e più 12 al turno alla crescita della città. Veramente il nascondiglio dei contrabbandieri qui è davvero utilissimo. Bene, inoltre costruiremo anche all'interno della nostra città di Mino una bella, anzi no, non possiamo costruire perché non abbiamo i fondi. Volevo costruire la città in modo da sbloccare la scuola dei cadetti, perché vorrei rendere la nostra città di Mino il luogo fondamentale per far partire le nostre spedizioni verso ovest. Bene, e allora possiamo avanzare il turno e vedere che cosa accadrà. Come potete ben vedere ragazzi, ci ritroviamo di fronte a questo imponente esercito dei Fukuyama che sta per attaccare il nostro castello, ovvero l'esercitino che si ritrova al di fuori del castello. E prima di combattere questa battaglia, ovviamente la combatteremo nel video successivo, vediamo un po' di analizzare la situazione. Allora, le nostre unità che si ritrovano all'interno del castello dispongono di due unità di artiglieria, mentre quelle che si ritrovano al di fuori altre 2 unità di artiglieria ben addestrate, quindi abbiamo 4 unità di artiglieria contro una mandria di cavalli in fuga ragazzi, alcune unità di corpo a corpo e pochissime unità di fanteria da tiro. Quindi questo esercito è abbastanza semplice da buttare giù, anche perché le nostre unità all'interno del castello sono fucilieri specializzati, e poi abbiamo anche delle belle unità di fanteria con sciabola, di cavalleria con sciabola, che verranno utilizzate per fare a pezzi le unità di spada nemiche. Comunque ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando votate e commentate e fatemi sapere per quanto riguarda la campagna che è appena terminata, quindi una vostra opinione e un vostro consiglio. Ciao a tutti ragazzi.